distinte per provincia. Un lavoro da maestri orafi che prestavano la propria opera per la creazione di articoli di lusso venduti in tutti i maggiori negozi di Griff. Peccato che fossero completamente falsi. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Venezia, che ha ricostruito l'intera filiera a partire da un paio di orecchini Chanel esposti in un negozio del centro storico di Venezia. Dopo un anno di intense indagini, le Fiamme Gialle hanno concluso l'operazione e i numeri sono davvero da capogiro. 15.000 oggetti di oreficeria, oltre 70.000 articoli di alta bigiotteria, 3.500 semi lavorati in oro, un maxi sequestro del valore di oltre 7 milioni di euro. Un giro d'affari milionario che vedeva coinvolte dall'oreficeria al distributore e al produttore, quindi è stata ricostruita l'intera filiera. La produzione vera e propria avveniva in 5 laboratori, di cui 3 ubicati nel Vicentino, dove i maestri orafi realizzavano i gioielli in oro utilizzando i cliché per riprodurre marchi come Louis Vuitton, Chanel, Gucci o Armani. La merce passava poi per la sede centrale della distribuzione, situata a Udine, e da lì in oltre 1.000 punti vendita in tutta Italia. 34 i soggetti denunciati, tutti italiani, di cui 13 solo nel veneziano, 5 nel Vicentino, 2 a Padova e il titolare della società di Udine. Un affare milionario. I falsi infatti erano venduti a prezzo quasi pieno, che si basava proprio sulla maestria degli orafi, tutti artigiani italiani di grande esperienza. Il fatto che comunque questi sono oggetti creati comunque da maestri orafi, c'è comunque ci vuole una certa maestria nel produrre questo tipo di beni, quindi un ingegno usato non proprio correttamente, non bene.